Siamo di fronte al complesso megalitico di Monte Baranta, nel comune di Olmedo. È un insediamento fortificato risalente all'età prenuragica, 2500 anni prima di Cristo, prima ancora dell'età dei nuraghi. E in un luogo così affascinante non poteva che essere la musica corale la vera protagonista, la vera colonna sonora. Questa sera, per la terza tappa del Festival delle Bellezze, si esibiranno il coro Eufonia di Gavoi diretto dal maestro Mauro Lisei e la corale studentesca Città di Sassari diretta dal maestro Vincenzo Cossu. Maestro Lisei, tra le tante apparizioni del coro Eufonia Gavoi, quest'anno per la prima volta anche al Festival delle Bellezze. Sì, abbiamo ricevuto questo graditissimo invito, è un progetto molto interessante per valorizzare le nostre bellezze naturali, ma anche le nostre bellezze artistiche, i nostri costumi, la nostra lingua. Abbiamo accettato l'invito in modo entusiastico ed eccoci qua. Ecco, e dopo il Festival delle Bellezze avete fatto tante apparizioni molto importanti, ricordiamo anche quella sulla Rai con Mica, insomma con una fantastica prestazione di Elisa e del coro di Gavoi. E altri progetti del genere? Qualcosa bolle in pentola? Allora, non di questa portata, ma comunque progetti molto importanti. Grazie al premio Maria Carta andremo a Siligo a ritirare il premio che ci hanno attribuito quest'anno il 3 settembre. Con il premio Maria Carta quindi si instaura una collaborazione che porterà anche molti altri bellissimi frutti. Già abbiamo partecipato, grazie alla fondazione, al concerto di Natale che si è tenuto a Sassari il dicembre scorso. Saremo a Milano, lo annunciamo già in anteprima, dal 2 al 4 dicembre per rappresentare la Sardegna con i nostri canti alla Fiera Internazionale dell'Artigianato e del Turismo e poi tante altre cose ancora. Seguiteci. Grazie maestro. Grazie a voi. Un saluto a Sardinian Life. Grazie al coro femminile Eufonia di Gavoi, al maestro Mauro Lisei.